18 mesi di lavori e strada chiusa con deviazioni per bus e auto private. Parte il maxi cantiere di Acegas in via Commerciale per il rifacimento dei sottoservizi nel primo tratto della via. Momenti di paura al giardino pubblico dei Tommasini ieri sera per il crollo di un ramo di un ippocastano secolare che ha ferito alla testa un 25enne. Oggi giardino chiuso per verifiche, area del crollo sotto sequestro. Scattano i pattugliamenti estivi della polizia locale sulla riviera di Barcola, focus mirato su gruppi di maranza, violenze, degrado e spaccio di droga. È morto all'età di 73 anni lo storico medico legale di Trieste Fulvio Costantinides, patologo forense e docente universitario, fu il primo a lavorare sul caso di Liliana Resinovic. Lega in ebollizione, salta il federale con l'atteso confronto tra Matteo Salvini e i vertici del partito e Massimiliano Fedriga, il vero jolly per la leadership del futuro? Il femminicidio non esiste, bufera per la frase pronunciata da Vannacci durante l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Secondo la gran parte dei telespettatori intervistati, l'ex generale ha toppato. Trieste Atletica celebra i 50 anni della fondazione con la qualificazione alla finale oro su pista per le società che si svolgerà a Rieti, presentato anche il nuovo logo. Buonasera e bentrovati alla nuova edizione serale del telegiornale di Tele4. Iniziamo parlando di lavori pubblici perché è partito questa mattina il maxi cantiere di via Commerciale per i sottoservizi che vanno appunto rimodernati da parte di Acegas con le previste deviazioni al traffico per autobus e mezzi privati, lavori che dureranno 18 mesi in vari tratti della via. Ore 8:45, il sindaco di Piazza e l'assessore Babuder tolgono i paletti di delimitazione pedonale da via Sant'Anastasio, che diventa la temporanea carreggiata in risalita per le linee degli autobus 28, 64 e 30, quest'ultima limitatamente alle corse dopo le 22, quelle festive, per consentire l'avvio dei lavori ai sottoservizi da parte di Acegas, APS e AMGA nella porzione più bassa di via Commerciale. 18 mesi di intervento previsti dal cronoprogramma complessivo, con cantiere organizzato per fasi successive per impattare il meno possibile sulla circolazione. La prima fase dovrebbe concludersi l'11 settembre. Registrato il primo passaggio senza problemi di sorta per la linea 28, le considerazioni sull'intervento del primo cittadino. Dobbiamo fare una manutenzione straordinaria in via Commerciale perché abbiamo chiuso alcune strade, abbiamo riaperto via Sant'Anastasio, insomma ci sarà un po' di problemi, ma dobbiamo fare questo perché manutentare vuol dire risparmiare, nel senso che quando abbiamo fatto le rive, tanto per dire, abbiamo risparmiato il 2% di acqua a livello della città, per cui sono tanti denari. Dunque il tratto obbligato in discesa da via Commerciale lungo via Pauliana, forse il punto più delicato dove si sono formati degli incolonnamenti a seguito della presenza di 2 semafori in serie in direzione Piazza Libertà. Per ovviare al problema è già in corso una riprogrammazione degli impianti utile a fluidificare il traffico, specie nelle ore di punta per i tragitti casa-lavoro nel fondamentale asse di collegamento fra il centro città e il Carso. L'importante intervento di programmazione avviato dall'assessorato alle politiche del territorio diretto da Michele Babuder insieme con Acegas, APS e AMGA nasce dall'esigenza di rifare completamente in primis le fognature ma anche la rete idrica ed elettrica tra Piazza Casali e via Sant'Anastasio. Lo scopo in particolare è potenziare anche la rete fognaria al fine di collettare anche le grandi masse d'acqua che si scatenano in presenza delle bombe d'acqua per quanto possibile nei momenti di punta. Parte questo primo intervento che è parte del primo stralcio, quindi chiusura da oggi dalla piazzetta fino alla via Sant'Anastasio, poi il primo stralcio proseguirà pian piano fino ad arrivare all'altezza del civico 35 che è in via Cordaroli, che è all'altezza di via Cordaroli. Questo primo stralcio inizia oggi, terminerà l'11 settembre e poi si passerà con successivi stralci fino a coprire la lunghezza che vi ho indicato. Momenti di paura ieri sera al giardino pubblico Muzio de Tommasini per il crollo di un ippocastano secolare che è finito in parte sulla testa e sul torace di un passante di 25 anni. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma il giardino oggi è rimasto chiuso e l'area del crollo è stata posta sotto sequestro. Questi sono i monconi dei 2 grossi rami dell'albero secolare del giardino pubblico che ieri sono finiti
addosso a un passante. Sono impressionanti le dimensioni della porzione di ippocastano crollata nel giardino pubblico Muzio de Tommasini e finita addosso a un 25enne che ha riportato traumi al torace e alla testa. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, ma l'incidente, avvenuto poco dopo le 19:30 di lunedì 15 giugno, ha reso necessaria la chiusura del giardino comunale e il sequestro dell'area dell'incidente da parte della Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo sul caso. Che ieri sera sono venuto per cercare di avere subito notizie, mi conforta che non ci siano state delle lesioni apparentemente gravi. Ovviamente il pensiero non ho avuto ancora modo di incontrare la persona che si è infortunata, ma va a chi ha subito questa che per fortuna è andata bene come vicissitudine. Naturalmente spesso si associano il taglio degli alberi, i controlli a polemiche, e in questo caso invece si dimostra che nonostante numerosi controlli e molta attenzione può succedere comunque l'imprevisto e l'imprevedibile in alcuni casi. L'ippocastano è iscritto all'elenco degli alberi monumentali in Italia, soggetti a verifiche speciali tipiche delle alberature con diametro del tronco superiore al metro. Un ippocastano monumentale che è stato oggetto di 11 controlli dal 2023 in poi, è sempre stato classificato dai professionisti incaricati a basso rischio. L'ultimo controllo è 2024 e il ricontrollo prescritto nel 2027. Adesso siamo in attesa di sapere dall'autorità giudiziaria se potremo procedere alla messa in sicurezza e poi faremo dei controlli più accurati nella zona di cedimento. Un incidente imprevisto che pone però l'accento sul necessario e importante lavoro fatto quotidianamente dall'area interventi sul verde e alberature del Comune di Trieste, spesso impropriamente nell'occhio del ciclone per proteste legate alla richiesta di non abbattere alberi da parte di comitati più o meno improvvisati, anche quando i tecnici ravvisano potenziali elementi di pericolosità. Come Comune dall'inizio degli anni 2000 abbiamo sempre fatto tutti i controlli, ne facciamo 7-8 mila all'anno, affidati a gente di un'elevata professionalità, il che non esclude perché il rischio zero in natura non esiste, però gli abbattimenti sono tutti fatti a tutela della pubblica incolumità. Io sono qui da 11 anni, non abbiamo mai fatto abbattimenti per altri motivi. E ancora cronaca, una donna di 85 anni è morta nella tarda mattinata di oggi dopo essere stata accolta da arresto cardiaco mentre passeggiava in piazza della Borsa a Trieste. L'anziana si è accasciata a terra ed è stata immediatamente soccorsa da 2 infermieri dell'ospedale di Catinara, liberi da servizio e presenti casualmente in zona, che hanno utilizzato anche il defibrillatore mobile installato poco distante. Sul posto, intervenuta ambulanza, automedica, si è proseguito a lungo con le manovre di rianimazione della donna. Purtroppo, nonostante i tentativi dei sanitari, per l'anziana non c'è stata nulla da fare. Presenti anche gli agenti della questura di Trieste. Scattano invece a Barcola i pattugliamenti estivi della polizia locale con focus mirato su degrado, maranza e spaccio di droga. Parallelamente, dicevo, inizieranno anche dei controlli Movida che, così come tutto il resto della città, interesseranno anche questa zona. Non solo di giorno, controlli potenziati anche di sera per scongiurare le azioni dei maranza. Barcola nel mirino della polizia locale, una risposta anche alle richieste di alcuni residenti della zona presenti alla conferenza stampa che hanno lamentato episodi di degrado e disordini soprattutto nelle ore serali. Dunque contrasto a spaccio di droga e violenza, agenti dedicati in zona sia con l'impiego del nucleo interventi speciali che con il reparto motorizzato che ogni giorno pattuglieranno la riviera barcolana. Non solo, più pattuglie sul litorale in vista dell'incremento del traffico nella stagione estiva. Solo nell'estate dell'anno scorso a Barcola si sono verificati 55 incidenti, mentre da maggio di quest'anno sono stati 10 i sinistri rilevati, 8 con solo danni e 2 con feriti. Non solo prevenzione e repressione, gli agenti saranno a disposizione di residenti e frequentatori di Barcola per qualsiasi segnalazione. Il servizio è iniziato e durerà fino a settembre.
questo controllo speciale di Barcola, 4 persone, 2 del nucleo interventi speciali e 2 del reparto motorizzato con competenze diverse che vigileranno e saranno a disposizione della cittadinanza. Un servizio che nasce appunto 4 anni fa su segnalazione, su richiesta di tanti cittadini, e cerchiamo di fare deterrenza, di incontrare la cittadinanza e di essere a disposizione di tutti e anche dei turisti che cominciano a frequentare numerosi la Riviera Barcolana. Sorveglianza mirata anche nel comune di Monfalcone da parte della polizia locale, che con l'arrivo dell'estate parte con il servizio serale notturno su tutto il territorio comunale fino all'1 di notte, 7 giorni su 7, dal 15 giugno al 15 settembre. Per supportare l'attività operativa è stato disposto anche il potenziamento dell'organico attraverso l'assunzione a tempo determinato di 3 nuovi agenti, 2 a tempo determinato, 1 a tempo indeterminato. Manteniamo un impegno preciso assunto nei confronti dei cittadini, dichiara il consigliere delegato alla sicurezza ed europarlamentare Anna Maria Cisinte, perché la sicurezza e la qualità di vita passano anche attraverso una presenza costante e visibile degli agenti di polizia locale sul territorio. Agenti che hanno monitorato i 4 parchi cittadini nell'ultimo pattugliamento, identificando complessivamente 16 persone, segnalandole una per uso di droga. Particolare attenzione dedicata alla sicurezza stradale, con 52 veicoli controllati e 84 persone identificate. Nel corso dei controlli anagrafici effettuati in 4 appartamenti è stata accertata una situazione di sovranumero, con 15 persone ospitate in un alloggio idoneo ad accoglierne solo 8, con conseguente sanzione di 700 euro. Contestati inoltre 2 violazioni per mancata comunicazione di ospitalità per un importo di 1.000 euro ciascuna. È morto all'età di 73 anni lo storico medico legale di Trieste Fulvio Costantinides, patologo forense, docente universitario, fu il primo a lavorare anche sul caso di Liliana Resinovic. Arrivava al volante del suo Defender color verde, gli occhiali rettangolari, i baffi e l'immancabile senza maniche caccia e pesca. Fulvio Costantinides non era un, ma il medico legale di Trieste. Il patologo forense e docente universitario è morto nella notte all'età di 73 anni. In pensione dopo 40 anni ha realizzato le perizie sui gialli più complessi che la cronaca giuliana ricordi. Personalità di spicco nel mondo dell'anatomopatologia italiana, con 100 pubblicazioni all'attivo, era professionale ma schivo, mai loquace davanti al microfono, nel solco del segreto professionale e investigativo. Di solito, come nel caso del delitto di Gretta nel lontano 2011, il commento restava nel solco del consueto bisogna vedere con l'autopsia. Cioè qui è difficile dire che cosa abbia cagionato veramente il decesso. Solo l'autopsia potrà dirtelo. Per sentirlo parlare in modo diffuso, se non una lezione o un convegno, bisognava assistere a qualche procedimento giudiziario dove interveniva per dirimere questioni tecniche circa l'ipotesi sulla dinamica di un delitto, come quello che nel 2014 costò la vita a Don Rocco. La diagnosi arriva facendo, mettendo assieme tutti i sensi. Però così non mi ha risposto. Se qualcuno manca, non cambia assolutamente nulla. Nell'ultima parte di carriera il suo nome è rimasto legato a doppio filo al caso di Liliana Resinovic. Costantinides fu il primo a pensare all'ipotesi del suicidio, fu lui a rilevare come la presenza dei sacchetti in testa al cadavere e ai sacchi neri attorno al corpo fosse una consuetudine vista più volte nella sua carriera. Un personaggio unico e impossibile da rimpiazzare nell'immaginario collettivo della città, da cui decine di colleghi hanno imparato un mestiere difficile e iperspecialistico, ma anche un uomo dalle caratteristiche irripetibili, quelle a cui qualche romanziere che ha tinto in passato alla cronaca locale si è sicuramente ispirato. Ed ora la pagina politica. Lega in ebollizione, salta il federale con l'atteso confronto fra Matteo Salvini e i maggiorenti del partito, e per quanto si sia parlato a più riprese di Luca Zaia come futuro segretario, sembra più essere la figura di Massimiliano Fedriga quella che assomiglia di più al jolly per la leadership del futuro. Non c'è pace in casa Lega, ma nei silenzi, a distanza e mancati incontri si nascondono forse le mosse dello scacchiere di via Bellerio. Salta il Consiglio federale previsto per domani e che doveva decidere se affiancare Zaia e Fedriga alla leadership di Salvini. Scenario che sembra già tramontato perché lo statuto non si modifica, l'uno non molla, gli altri non fanno passo avanti, soprattutto per una carica, quella di vice, vuota nei suoi poteri esecutivi e la possibilità di incidere realmente. Poi ci sono i
dubbi da sciogliere entro il confronto che sarà a Mogliano Veneto il 4 e 5 luglio con il raduno dei maggiorenti leghisti. È come un tarlo nella mente di Salvini, perché a chiedere cambi di passo sono gli stessi che lo portarono alla rottura con i grillini del reddito di cittadinanza, il clamoroso Papete, a osteggiare la presenza di Vannacci, forse fino a spingerlo alla porta e tantomeno a mettersi in gioco candidandosi alle europee per trainare il partito. Oggi sono quelli che spingono per avere due vice di peso al fianco di Salvini. E ancora un dubbio, sono certi che proprio la Lega dei Governatori abbia quella spinta tale da generare sostegno elettorale, oltre al ruolo riconosciuto di buoni amministratori come padri di famiglia. Fedriga è pur sempre il più amato d'Italia, è presidente della Conferenza delle Regioni, ha relazioni internazionali e vanta ottimi rapporti con Giorgia Meloni, che non ne nasconde la stima. E la stessa Premier ad avere tutto l'interesse che la Lega non crolli nei sondaggi. L'ultimo di SVG in queste ore la dà alla stessa percentuale di Vannacci, 5,3%. Già, risalire, ma con chi? E se l'accusa da alcuni è quella di poco coraggio da parte dei governatori nel tentare di scalare il partito, Fedriga appare quello più titolato per fare un passo in avanti con credibilità e un ampio sostegno. E un messaggio per una Lega sindacato del Nord forse lo lancia ancora oggi negli scatti dell'incontro con il presidente del Piemonte Alberto Cirio, perché per una volta la madre di tutte le battaglie invece è proprio la questione settentrionale. La maggioranza dei triestini che abbiamo intervistato questa mattina con il nostro Gianluca Paladin boccia le affermazioni del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, secondo cui il femminicidio non esiste. Parole espresse durante l'assemblea costituente del movimento. Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Queste le parole di Vannacci espresse dal palco dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale che stanno risuonando in tutta Italia. L'ex generale si era soffermato sul femminicidio, l'uccisione di una donna o una bambina motivata da ragioni di genere, reato disciplinato dall'articolo 577 bis del Codice Penale, escludendo che debba essere trattato separatamente dall'omicidio. Affermazioni che hanno scatenato reazioni da tutte le parti. Ecco cosa ne pensano le persone intervistate a Barcola. Che cosa ne pensa? Che esiste, basta. Ha ragione, però lui non dovrebbe mettere il cognome per vedere che cosa dicono senza che lui lo abbia detto, dei suoi pareri. Se dicono che l'ha detto Vannacci, chiaro che dicono di no. Chiaramente il femminicidio è un omicidio, quindi è una cosa da condannare. Penso tutto il negativo che vuoi su questa affermazione. Il femminicidio esiste, come anche no, hanno fatto bene a lasciarlo come si può dire, accusa, perché non è un omicidio qualsiasi, dai, con i tempi che corrono specialmente. Non ho molta stima di Vannacci, quindi lasciamo perdere. Ma penso che quello che esce dalla bocca di Vannacci è sempre da valutare, comunque credo proprio che esista. Non ci sono problemi. Non condivido niente di quello che lui può dire. Esiste e purtroppo dobbiamo renderci conto che invece la legge deve esistere e anche una condanna quando vengono presi. Assolutamente non sono d'accordo. Beh, io la penso al contrario di Vannacci. Penso che Vannacci ha toppato, come ho sentito dire un'altra triestina. E lei cosa ne pensa? Che diamo troppa importanza a Vannacci. Un femminicidio è uguale a un altro, è inutile dargli il nome agli omicidi. Allora, io penso che quando una persona sfrutta una donna fino all'ultimo momento e al momento che si ribella dello sfruttamento dell'uomo che ha vicino e la ammazza, è peggio di avere un omicidio. Il femminicidio è una cosa gravissima. Allora, ha presentato questa mattina l'avvio della raccolta firme di Patto per il Nord per la creazione di 2 province autonome, questa l'idea, Trieste e il Friuli, al posto del ritorno delle 4 province regionali come un tempo. Dopo aver vidimato i documenti per la petizione in Consiglio regionale nei giorni scorsi, Patto per il Nord avvia la propria raccolta firme per una legge regionale che costituisca 2 province autonome, Trieste e il Friuli, unendo gli intenti di diverse anime del Friuli Venezia Giulia, tra cui la Federazione del Territorio Libero di Trieste.
La proposta arriva alle battute finali dell'iter intrapreso dalla Regione per il ripristino delle province, ma ci sarebbero maggiori benefici, affermano i proponenti, nell'avere due distinte realtà autonome. Con questo comitato promotore trasversale, voglio sottolineare trasversale, vogliamo creare queste due entità, Trieste da una parte e Friuli dall'altra. Ovviamente nessuno perderà i propri in Friuli, nessuno perderà i propri poteri provinciali come Pordenone, come Gorizia, perché sceglieranno i cittadini da che parte stare, se vorranno stare, ad esempio i goriziani se vorranno stare dalla parte di Trieste con il territorio libero, se vorranno stare come abbiamo intenzione noi, come proposta, stare con i Friuli, però voglio ribadire che noi siamo per il territorio di Trieste in virtù dei trattati internazionali vigenti e per lo Stato indipendente del Friuli, come è giusto che sia, perché è da una vita che si sta parlando di queste cose, solamente sotto le elezioni i partiti italiani centralisti praticamente ventilano questa ipotesi, poi non fanno nulla e noi invece le facciamo di concreto. Allora ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Seconda parte del nostro notiziario, anziani non autosufficienti della ricerca dello SPI-GGL, illustrata questa mattina nel corso di un incontro pubblico, emergono carenze di personale e servizi ancora troppo sbilanciati sulle famiglie e non sufficientemente dedicati appunto agli anziani non autosufficienti. Le condizioni di vita degli anziani non autosufficienti tra residenzialità e assistenza domiciliare sono state al centro del convegno odierno promosso dallo SPI-CGIL, che ha presentato i primi risultati di una ricerca sulle strutture di accoglienza e sui servizi di cura in Italia. Lo studio, realizzato attraverso interviste ai familiari degli ospiti di diverse residenze assistenziali, mette in evidenza luci e ombre di un sistema chiamato a confrontarsi con l'invecchiamento della popolazione e con un numero crescente di persone fragili. Tra i temi emersi la carenza di personale, il forte turnover degli operatori e la difficoltà di garantire attività di socializzazione e assistenza personalizzata. Le testimonianze raccolte raccontano strutture spesso orientate soprattutto agli aspetti sanitari, mentre risultano più deboli quelli relazionali e legati alla qualità della vita quotidiana. Criticità riguardano anche gli orari, gli spazi, la comunicazione con le famiglie e la limitata presenza di figure come psicologi e geriatri. Come si invecchia è il tema che è al centro di questo convegno di oggi. Quindi vuol dire in buona sostanza affrontare i temi della non autosufficienza, dell'invecchiamento attivo. Oggi sappiamo ad esempio che abbiamo circa 40.000 persone non autosufficienti nella nostra regione, 10.000 stanno in struttura residenziale, 10.000 circa sono seguiti dal Fondo dell'autonomia possibile. Domanda, gli altri 20.000 cosa facciamo? Perché sappiamo che è un dato in continua crescita. Se pensiamo che 10 anni fa noi avevamo il 26% di popolazione anziana, oggi siamo al 28%, ma tra 10 anni saremo al 33%, cioè questo vuol dire che c'è un'accelerazione fortissima dell'invecchiamento. La ricerca evidenzia inoltre come il sostegno alle persone anziane continui a gravare in larga parte sulle famiglie, in un contesto in cui i servizi pubblici restano insufficienti rispetto ai bisogni. L'obiettivo indicato dallo SPI-CGIL è quello di rafforzare il confronto con istituzioni e gestori dei servizi per costruire un sistema capace di trasformare le strutture da semplici luoghi di cura a veri luoghi di vita. Sono stati presentati quest'oggi a Grado i dati sul monitoraggio delle acque lungo le coste del Friuli Venezia Giulia. Il 100% dei punti presi in esame da Goletta Verde di Legambiente a mare in zone critiche di scarico è risultato entro i limiti di legge, confermato dunque il trend positivo dell'anno scorso. Anche quest'anno Goletta Verde ha campionato le acque del Friuli Venezia Giulia alla foce dei fiumi, Tagliamento, Stella, Isonzo, in prossimità del depuratore, dello scarico del depuratore di Lignano e lungo la linea di costa da Trieste fino appunto a Lignano fronte spiaggia. I dati sono risultati positivi e si confermano quelli dello scorso anno, ovvero il mare del Friuli Venezia Giulia è pulito. Tutti quanti i campioni che sono stati analizzati lungo le coste del Friuli Venezia Giulia sono risultati entro i limiti di legge, ma questo non significa passare alla guardia, è un monito per continuare a impegnarsi nel monitorare la qualità della depurazione degli impianti anche di trattamento delle acque e soprattutto di investire maggiormente su un aspetto che qui abbiamo riscontrato come mancante, cioè quello della comunicazione
ai bagnanti delle informazioni sulla qualità delle acque lungo le coste di questa regione. Allora, l'amministrazione di Muggia intraprende la via della maggior sicurezza dei pedoni, cominciando dalla strada per Lazzaretto all'altezza del Molo AT, con l'obiettivo di realizzare un attraversamento pedonale rialzato al fine di limitare la velocità dei veicoli in un punto molto frequentato, soprattutto dai bagnanti durante il periodo estivo, dove spesso auto e moto superano i limiti di velocità. L'opera, dichiara il sindaco Polidori, avrà carattere sperimentale, ci consentirà di monitorarne i benefici in termini di sicurezza in zone dove il problema dell'eccessiva velocità mette a repentaglio l'incolumità dei pedoni. L'opera consentirà anche di migliorare gli sbocchi delle acque meteoriche provenienti dal sentiero dell'Arciduca. La previsione di fine lavori, in ultimo, è prevista appunto in circa 10 giorni. Il cinquantennale di Trieste Atletica è coinciso quest'anno con un'importante conquista a livello sportivo della squadra di atleti della compagnia locale. Un appuntamento storico per lo sport locale con Trieste Atletica, che celebra la qualificazione alla finale A oro del campionato di società assoluto su pista, in programma a Rieti il 20 e 21 giugno, il massimo livello della competizione a squadre dell'atletica leggera italiana. Il traguardo sportivo coincide con un anno speciale, il 50° anniversario della fondazione della società. Nel corso dell'incontro odierno è stato svelato in anteprima anche il nuovo logo ufficiale, simbolo di un'identità profondamente radicata nel territorio triestino e fortemente proiettata verso il futuro. Allora, la squadra sicuramente è una squadra competitiva, siamo riusciti a qualificarci fra le 12 migliori società della nazione e questo era il nostro obiettivo stagionale. Ora la sfida più dura, ci troveremo a confrontarci con delle squadre molto competitive, l'obiettivo sarebbe quello di rientrare tra le prime 8 così da mantenere la finale oro anche il prossimo anno. Bene, è tutto per il nostro telegiornale, restate con noi, restate su Tele4.